Il dato dell'olio è addirittura più preoccupante, perché produciamo circa il 2% del prodotto nazionale con consumi che arrivano dall'esterno per circa il 90%. I suini, che sono una voce forse significativa, se tenete conto che nel comparto agricolo vale circa il 30% del PIL diviso fra ortofrutta e settore ovicaprino, ma nella produzione del latte complessivamente ovicaprino e quindi in parte anche vaccino. Questo a significare che per quanto riguarda l'amministrazione, che ovviamente ha la consapevolezza totale di questi numeri e delle difficoltà che ci sono dietro questi numeri, si agisce verso le due direzioni, che sono quelle di accompagnare il sistema della certificazione delle produzioni che concorre e contribuisce a fornire alle merci o ai prodotti trasformati quel valore aggiunto che dovrebbe fare la differenza. E contestualmente la Regione Sardegna è la prima regione in Italia che ha adottato una legge di settore in aiuto alle produzioni locali, sottoscrivendo dei protocolli d'intesa con il sistema sanitario, con l'ANCI e con le organizzazioni di categoria, dai quali traiamo comunque esempio, perché il confronto noi a livello regionale, tenuto conto che ovviamente i singoli produttori o i produttori di singole realtà territoriali hanno delle specificità tutte loro, che non sempre sono compatibili con un'azione che deve essere da parte dell'amministrazione consapevole della realtà sul territorio diffuso ma a livello regionale. Questo ci porta ovviamente ad avere un'interlocuzione privilegiata con le organizzazioni di categoria, che sono quelle che conducono a sintesi tutte le difficoltà, le speranze e le ambizioni dei settori di rispettiva rappresentanza, agendo nel contempo nella consapevolezza che dalla nostra parte si sconta un costo alla produzione che è eccessivo, non è competitivo con altre realtà del mondo. La globalizzazione del sistema, e non sono certamente io a raccontarvelo, ci sottopone anche a delle regole. L'appartenenza alla comunità europea ci sottopone a delle regole e a degli obblighi. Io non credo che neanche in queste realtà territoriali si sia dimenticata la devastazione che segue all'applicazione di attenzioni non concordate con la comunità europea, che poi hanno delle conseguenze assolutamente devastanti nel panorama economico e produttivo. Mi riferisco alla famigerata legge 44, mi riferisco ad altre attività che caratterizzano anche realtà istituzionali più contenute rispetto a quella regionale, che utilizzano comunque delle risorse economiche che sono impostate, per esempio, nel de minimis, che ha una sua logica a supporto di queste iniziative, ma una logica contenuta, perché la spendibilità di quella risorsa, nonostante l'autorizzazione della Comunità Europea a che si possa arrivare fino ad un aiuto massimo nei 3 anni di 15.000 euro ad azienda, questo però significa che dovrebbe essere rivisto il plafond a disposizione della Regione, che può essere utilizzato e che somma 16.800.000 euro anno, e in più, atteso che quella autorizzazione è puramente formale, ma non significa che vengono messe a disposizione risorse aggiuntive a quelle che già sono nella nostra disponibilità, quindi diventa un'autorizzazione puramente cartacea. E quelle organizzazioni o quei movimenti che ritengono di utilizzare strumentalmente queste dichiarazioni in termini di apertura, che sono state una conquista del nostro assessorato nelle interlocuzioni costanti che abbiamo con la Comunità Europea per il tramite di personalità politiche che appartengono non al nostro schieramento politico ma anche al nostro schieramento politico, oltre che all'altro, a testimoniare che l'adeguatezza in termini di comportamenti e di strategie non ha colore politico, ma riveste quella forma di attenzione che in termini di sensibilità la nostra amministrazione dedica quando si riesce a portare a casa dei risultati apprezzabili per questo comparto.
quindi intervenendo per porre una qualche rimedio alle emergenze che sono quotidiane e intervenendo anche per cercare non di intervenire nelle logiche o nelle dinamiche di mercato che nessuno è in grado di controllare, solo il mercato controlla il mercato, ovviamente, ma cercando di intervenire per cercare di contenere il costo della produzione senza il quale gli agricoltori oggi in un mercato globalizzato non sono assolutamente concorrenziali. Per questo arriva l'80% delle merci da oltremare, scontando peraltro un maggior costo che è quello che si scarica nel trasporto. Per cui non è solo un maggior costo per noi, ma è un maggior costo anche per gli altri. Quindi provate solo ad immaginare con quali prezzi riescono a produrre delle merci che hanno la possibilità di affermarsi nel nostro mercato. Allora, intervenendo quindi dove è possibile, cercando di abbattere i costi della produzione, come? Cercando di mettere le aziende nella condizione di produrre energia, elemento assolutamente indispensabile nel mercato economico, non solo quella energia che consente alle aziende di produrre senza l'aggravio della bolletta del costo energetico che tutti i mesi, ogni 2 mesi, si scarica nell'azienda, ma mettendoli anche nella condizione di produrre un di più che possa rappresentare un'incentivazione al reddito che consente alle loro merci di essere competitive sul mercato. In più, fornendo che cosa? Acqua a basso costo, tenuto conto che la legge di riordino del settore, la famosa legge numero 6, che pure ha avuto di buono una serie di aspetti che sono stati rivisti e rimodulati nell'impianto normativo della stessa legge, oggi, a 3 anni dall'applicazione di quella legge, si sono evidenziate delle criticità che hanno un costo economico che le aziende o l'agricoltura non è in grado di sopportare, per cui necessita di una rivisitazione che consenta anche ai consorzi di bonifica di produrre energia che girano alle aziende che non hanno una dimensione utile a produrla da sé, per mettere in condizioni anche a queste piccole aziende di non sopportare il costo energetico che si scarica ovviamente sul valore delle merci o dei prodotti che attraverso la loro attività vengono immessi sul mercato, intervenendo ulteriormente nel creare quel sistema infrastrutturale del quale ancora oggi difettiamo per effetto di una spendita di risorse straordinarie